4 e 5 ottobre a Vicenza inizia il weekend di fuoco. Come qualcuno di voi saprà, dall'anno scorso sono entrato a far parte del direttivo della Via dei Berici, evento nato come gara di mountain bike, diventato poi una festa che cerca di unire tutti, dai bambini agli agonisti, fino alle persone che amano il cicloturismo. Io e gli altri ragazzi dell'organizzazione abbiamo lavorato un anno per cercare di rendere perfetti questi 2 giorni e ora, questo weekend che sembrava non arrivare mai, è arrivato e anche con un po' di orgoglio sono qui a raccontarvelo. Si parte ovviamente dal sabato, con un programma bello serrato che non lascia spazio alla noia. La prima attività è l'XC Running, ossia un duathlon composto da una prima parte in mountain bike, nello specifico 35 minuti più un giro del percorso, seguita da una sessione di corsa a piedi, dove i runner dovranno percorrere 5 tornate. Altro dettaglio figo è che può essere fatta a coppie oppure singolarmente. Io ho deciso di farla in coppia con Mattia Donà, un amico, un ex compagno di squadra e un ragazzo che alleno ormai da qualche anno. Quest'anno avrete ben potuto vedere che di gare non ne ho fatte molte. Il 2025 lo considero un anno di transizione, perché a me piace fare le cose fatte bene e gli impegni sempre più presenti aggiunti alla poca voglia di allenarmi non mi consentono più di essere al 100%. Ora facciamo un bel riscaldamento, corriamo e vi spiego tutto alla fine del video. Pronti a partire per l'XC Running, l'ultima gara di quest'anno, ma probabilmente l'ultima gara per un bel po'. Molto semplicemente è un duathlon che si sviluppa con una parte, la prima in mountain bike e la seconda di corsa. Io lo farò in coppia insieme al mio amico Mattia Donà, il ragazzo che alleno. Ci stiamo scaldando, saranno 35 minuti di mountain bike più un giro, mentre poi saranno all'incirca 6 km di corsa, quindi non sarà una gara classica, sarà una figata però dai. 3, 2, 1. Si va, si parte e mamma mia, si vede che non corro da un po', ho perso il pedale 2 volte in partenza, però dai, cerco di recuperare subito perché il percorso qui è stretto e restare indietro potrebbe compromettere la gara. Ecco, perfetto, anche il nastro nel manettino del cambio è un'altra posizione persa. Dai Giacomino, che gaffino. Oltretutto, non essendo una gara delle mie solite, io non conosco quasi nessuno e di conseguenza non so neanche quanto forte vadano. Il percorso all'inizio era molto stretto e serviva proprio ad allungarci tutti. Si sapeva ancora prima di partire che per chi non fosse stato davanti sarebbe stato un casino, e lo è stato, ma ora testa bassa e si va a caccia del podio. Vedo lì davanti il terzo posto, ora lo prendo e cerco di non portarmelo dietro perché se si piazza a ruota poi non si sa come va a finire. Perfetto, -1. Attualmente sono quarto assoluto, ma lì davanti c'è un atleta che corre come singolo e di conseguenza farà parte di un'altra classifica. Sono sul podio e qui devo rimanere. Adesso senza perdere tempo cerco di sistemare il manettino del cambio che si è rimpigliato nella fettuccia e andiamo a caccia di quelli davanti. Vedo il secondo posto lì davanti, dai che ci siamo, messo nel mirino, agganciato, preso. Via subito, tiro dritto e ora un'autostrada davanti a me. Il primo se n'è andato esattamente come mi aspettavo, quindi l'obiettivo diventa prendere il mio ritmo e guadagnare più tempo possibile da quelli dietro, in modo da dare il cambio a Mattia con vantaggio rispetto agli inseguitori.
Occhio occhio ragazzi che cominciano i doppiaggi, qui la faccenda si fa seria. Finché l'incontro su tratti larghi così non ci sono particolari problemi, ma se con un po' di sfortuna li trovi nella prima parte è un macello e veramente rischi di farti prendere. Occhio! Spostati prima delle tavole per favore. Grazie gentilissimo. Gellino tattico per non calare il ritmo e si continua a menare. Occhio, via, via, via! Ecco, vedete quello che vi dicevo, trovare doppiati qui non va bene, ne avrei molto di più e anche i ragazzi dietro, devo cercare di passarli il prima possibile e andarmene. Un po' di tifo, Deli! Raga, inizia l'ultimo mio giro del 2025 in un campo gara e il probabile ultimo giro della mia vita da agonista. Voglio godermelo tutto, ogni sorpasso, ogni rilancio, ogni emozione. Occhio ragazzi, passo a sinistra. Sono tanti i ricordi in questo momento, da quando ho iniziato a correre a quando ho aperto il canale alla mia prima vittoria. Ecco gli ultimi metri, ora devo dare il cambio a Mattia che partirà di corsa. Vai, vai. Vai bello. Madonna. Parte e corre. Quanto è bello condividere passioni con ex compagni di squadra che prima di tutto però sono amici. Dai Mattia! Alla fine concludiamo in seconda posizione tra le coppie al nostro primo duathlon e non ho altro da dire se non che figata. Ale Mattia! So che i vlog delle gare vi piacciono, me lo avete sempre dimostrato con i commenti e con i messaggi. A dir la verità piacciono molto anche a me, ma registrare i video è impegnativo e correre, beh, lo sapete benissimo anche voi. Ma quindi sarà l'ultimo video delle gare? Ancora non lo so, so però che quel fuoco e quella grinta che mi aiutavano a spingere forte sui pedali si sono piano piano spostati verso altri obiettivi, quindi potrebbe essere che partecipi anche nei prossimi anni ad alcune competizioni, magari a qualche mega marathon dove posso raccontarvi la mia esperienza dall'interno come ho sempre fatto. Quello che è sicuro però è che il miglior modo di chiudere questo capitolo della mia vita sia stato farlo nella mia città, alla gara che in parte ho organizzato anche io. Ah, tra l'altro, io ho iniziato questo video parlando di Via dei Berici e di un weekend infinito. La settimana prossima vedrete un video carico di ristori, gravel, amici e... se vi dico Torquato Testa vi viene in mente qualcosa? Beh, in caso vi lascio qualche piccolo spoiler.